Qua a Praniscalas questa mattina finalmente ci ritroviamo qua dopo un po' di tempo nei nostri momenti di convivialità che proseguono le nostre pulizie e siamo molto contenti. Abbiamo contribuito grandemente alla pulizia di uno dei siti che verrà toccato da un progetto di pulizia di vari siti archeologici collegati dai sentieri primitivi nel Sarrabus, in particolare nel comune di Muravera. Qua a Praniscalas, molto vicino a Costa Rei, abbiamo fatto un grande passo oggi perché comunque sentieri sono stati tracciati, tracce archeologiche visibili ancora da studiare attraverso degli scavi più accurati. Le abbiamo comunque messe in evidenza, si vedono delle belle strutture molto, molto misteriose ancora da identificare, però abbiamo fatto un bel lavoro oggi. Di nuovo una bella partecipazione da parte dei volontari, sia sarrabesi che non, quindi bene, continuiamo così ragazzi, alle prossime. Ci troviamo nel sito archeologico di Praniscalas, un sito pluristratificato che va almeno dal Neolitico, passando per il Neolitico, l'età nuragica, il periodo fenicio-punico e romano, per arrivare fino al periodo medievale. Le strutture emergenti più evidenti sono sicuramente queste pietre fitte, che probabilmente si tratta di menhir, neolitici o neolitici, ce ne sono diverse decine, tutte in posizione originale, quindi non rimessi in piedi in epoca recente, quindi sono così almeno dall'antichità. Ma sappiamo che le evidenze maggiori sono di periodo storico, periodo romano e tardo antico, poiché gran parte di queste pietre fitte sono state riutilizzate come piedritti di muri a telaio di tradizione nordafricana. In effetti gli scavi archeologici hanno riportato alla luce proprio delle strutture di periodo romano e tardo antico con materiali archeologici riferibili al secondo, terzo secolo, forse anche IV secolo d.C. Almeno queste sono le evidenze archeologiche maggiori, ma sappiamo da ricognizioni precedenti, ma anche da quello che è visibile nei dintorni, che è possibile parlare di testimonianze più antiche, visto che sono presenti per esempio schegge di ossidiane, ceramiche anche di periodo del Neolitico recente, di età neolitica, come sono anche molto evidenti le testimonianze di età nuragica. Abbiamo qua vicino il nuraghe di Praniscalas, probabilmente anche i resti di una tomba dei giganti, quindi sicuramente un sito che merita ulteriori interventi oltre a quelli che sono stati fatti oggi come in passato, quindi una semplice pulizia del sito, ma merita sicuramente una ricerca scientifica più accurata che possa dimostrare e riportare alla luce proprio le testimonianze di tutte le fasi di frequentazione di quest'area. L'ultima fase di riutilizzo del sito è di epoca comunque recente, moderna o contemporanea, e si tratta di un riutilizzo dell'area come ovile, come comunque ricovero per animali. Abbiamo per esempio qui vicino un recinto probabilmente per il bestiame, e alcuni piccoli recinti probabilmente usati per custodire i maiali. Sappiamo che sono delle tipologie di recinti che avevano uno scopo ben preciso in epoca recente, quindi è anche facile girando tra i cespugli interpretare in modo sbagliato ciò che abbiamo davanti. Allora, sono Fabio e arrivo da Guspini e ho trovato questa iniziativa bellissima perché ti consente di andare a toccare con mano questi monumenti, che non sarebbe possibile fare una pulizia se non in questo contesto, perché è tutto sotto controllo, organizzato, ordinato, eccetera eccetera. Tra l'altro poi i ragazzi sono molto accoglienti, è molto divertente stare in loro compagnia, e poi parla il sito, perché quando arrivi è completamente pieno di frasche, di qualsiasi cosa, e poi lo trovi pulito, quindi vai a toccare delle cose che nessun altro ha già visto prima di te. Siamo pieni di queste cose, dovremmo valorizzarle di più. In tutta la Sardegna dovrebbe essere replicato e speriamo di farne tante, sempre più belle. Sono molto contento, non vedevo l'ora di ripartire. Quest'anno il programma tra l'altro è fittissimo, abbiamo intenzione di pulire una decina di siti, quindi preparate le scarpe e le forbici perché abbiamo bisogno della vostra mano. Mi raccomando,
Continuate a sostenerci e alla prossima.